Quasi 400.000 euro per la ristrutturazione dell'ex scuola elementare di Campegli, 327.000 euro per un primo lotto del rifacimento del centro sportivo comunale in località Pastine, 198.000 per il completamento della riqualificazione energetica del palazzo comunale e 100.000 per la valorizzazione della rete escursionistica della Val Petronio. Sono alcune delle principali voci di spesa inserite nel documento unico di programmazione approvato dal Comune di Castiglione Chiavarese per gli anni 2020, 2021 e 2022. Se per il prossimo anno l'amministrazione ha intenzione di realizzare lavori per oltre 1 milione di euro, interventi che saranno finanziati attraverso la partecipazione a bandi pubblici, nel 2021 le risorse messe in preventivo arrivano a sfiorare i 2 milioni di euro per scendere a 900.000 nell'ultimo anno inserito nel documento. Negli ultimi 2 anni l'attenzione si concentrerà nello specifico sulla riqualificazione del centro storico di Velva, previsto l'impegno di oltre 1,5 milioni di euro, di quello di Missano e il completamento di quello del capoluogo. Nel frattempo, all'elenco di opere messe in cantiere per i prossimi 3 anni, altre ne stanno per partire nell'immediato. Fra queste, proprio nel cuore del borgo di Castiglione Chiavarese, la realizzazione di un parcheggio pubblico in via Canzio per una spesa di quasi 180.000 euro. Verranno 10 parcheggi subito, 10 successivamente, e abbiamo avuto delle difficoltà perché c'è l'ingresso sulla statale, ma anche questo stiamo portando a termine. Credo che questo sia un lavoro importante perché era iniziato 10 anni fa, che si doveva fare dei box, invece la gente poi i box non ne ha preso e allora abbiamo dovuto prendere con i nostri finanziamenti per fare questo lavoro. Altri interventi ai nastri di partenza per Castiglione Chiavarese interesseranno la viabilità del territorio. Per una spesa di 50.000 euro l'impianto di illuminazione pubblica verrà dotato di lampadine a LED. Partirà poi l'intervento per allargare la strada che dal cimitero di Campegli porta al Monte Pu, una spesa di 20.000 euro, e la realizzazione di un parcheggio nella frazione di San Pietro di Frascati per una spesa di 18.000 euro. Per un intervento di 250.000 euro ciascuno verrà messo mano a altre 2 strade comunali, quella che dal Bracco porta a San Nicolao e quella che da San Pietro di Frascati porta al sito archeologico di Monteloreto. Oltre al manto stradale che verrà ripristinato, verranno fatti attraversamenti, verranno fatte tombinature, verranno fatte isole per poter fermarsi,